Se chiudiamo gli occhi riusciamo ad immaginare il boato della tribuna C al tiro da centrocampo di Giovanni Spadola contro il Vittoria, il gol di Peppe Di Emanuele contro la Nissa, le reti di Pippo Macri, le discese in fascia di Tino Sgro e di Sebastiano Schiavo, le parate di Zappa, Aloi, Valzoni e ancora la tribuna Innocenti, il dottore Rizza, naturalmente zio Pietro, le code al botteghino e l'odore acro dei fumogeni. Tutto questo da domani sarà storia, ma oggi il Barone ha un'ultima missione: spingere il Modica verso la Serie D. Intanto il direttore di gara ha fischiato l'inizio delle ostilità. Punta la fascia Messina, tanto spazio per il numero 4 del Modica, pallone al centro, Anzic prova il filtrante, ancora Anzic, la parata al terra di Paterniti, primo squillo firmato Haris Anzic. Deve girarsi Idoiaga, Schembari, Cacciola, lo scambio di prima con Idoiaga, ancora Schembari, cerca sulla fascia Viegas che nel frattempo si è spostato a destra, il sinistro di Cacciola, la parata a terra di Paterniti, altro squillo del Modica, perde palla Medouani, allora può ripartire Viegas che abbassa la testa e punta chiunque gli venga davanti, il servizio per Anzic, l'uscita di Paterniti e ancora la parata del portiere ospite sull'ottima imbucata di Anzic, palla ancora viva, Francofonte vince un rimpallo, il tiro di Francofonte, ancora Paterniti, il Modica comunque è partito con l'atteggiamento giusto. Viegas batte per Cacciola, parte il cross sul secondo palo, svetta su tutti i rossi, palla sul fondo, probabilmente si finisce qui il primo tempo tra Modica e Gioiosa. Aldair e Viegas sulla bandierina, il movimento di Marco Rossi sul primo palo, parte Viegas, in qualche modo la tocca Anzic e palla che finisce sul fondo. Viegas, si accentra Viegas, lo spazio per il destro, Anzic viene fermato, ma palla ancora viva, Aldair, Viegas, palla direttamente fuori dal Vincenzo Barone. Allora può uscire la Gioiosa, palla al piede con Granata che manda nello spazio Bruno, viene contrastato da Rossi, gioco di gambe di Bruno che cerca il fondo, lo trova, il cross non male, l'uscita di Ponte, parte Franito, sicura la presa di Ponte, Idoiaga, Viegas, si ripropone Idoiaga, Viegas il filtrante per Cappello, il cross di prima, Cacciola prova l'acrobazia, la parata di Paterniti, Viegas, Cappello, la deve mettere al centro Cappello, parte il cross, ribattuto ancora, indovinate da chi? Da Touré, Francofonte, palla di poco al lato, Anzic conquista il pallone, Viegas punta l'aria, Montanaro, la parata di Paterniti, ancora Modica vicino al vantaggio con Kevin Montanaro, parte Francofonte sul fondo, finisce qui la partita 0-0 tra Modica e Gioiosa. È tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima.